confini è il titolo di questa edizione e sarà l'occasione per riflettere sulla fine di un lungo ciclo di crescita del multilateralismo e sull'inizio di una fase opposta. Quali saranno le conseguenze della revisione delle catene del valore dettata da nuovi equilibri geopolitici? Come incideranno il crescente ricorso al Golden Power e il ritorno dei dazi sulle strategie di crescita delle imprese? Quali impatti ci saranno per il nostro sistema economico e sociale? Per analizzare questi cambiamenti, i più autorevoli economisti, imprenditori e osservatori delle dinamiche globali sono qui con noi al Festival per offrire il loro punto di vista e aiutarci a comprendere gli scenari che ci attendono. Sarà questo il filo conduttore di Treviso Città Impresa, che approfondirà nello specifico l'evoluzione delle strategie aziendali di fronte a un contesto in trasformazione. Con esperti, imprenditori e figure istituzionali si discuterà di geopolitica, economia, dazi e confini, con focus su opportunità e rischi nei mercati emergenti e nelle filiere produttive. Il programma ospiterà, inoltre, la prima fase del Premio Letteratura d'Impresa. All'esterno delle sale, infine, troverete tutte le pubblicazioni degli autori del festival. Prima di dare il benvenuto agli ospiti del prossimo evento, lasciatemi ringraziare, a nome dei promotori del festival, il main partner per il sostegno alla manifestazione. Ringraziamo anche i partner, i supporter ed i contributor che hanno collaborato con noi alla realizzazione di questa edizione. Infine ringraziamo anche i partner tecnici del festival. Un'ultima nota: ricordatevi anche di controllare il programma aggiornato degli eventi sul sito festivalcittaimpresa.it. Buon ascolto e buon festival! Buongiorno a tutti, buona domenica, benvenuti, siete tantissimi, non lo immaginavo in una domenica mattina, ma evidentemente il tema di questa mattina è estremamente sentito. Ne abbiamo parlato in realtà praticamente in tutta questa 3 giorni del Festival Città Impresa a Treviso. Oggi siamo in un posto meraviglioso, ho strabuzzato gli occhi quando sono entrata. E credo che sia anche un segno molto significativo, visto che dobbiamo parlare di dazi e quando noi vediamo la bellezza poi pensiamo anche alle cose che siamo capaci di fare come paese, come imprese. Questa mattina sono qui con Riccardo Illi, che è presidente del Polo del Gusto, Silvia Moretto, che è amministratore delegato di DB Group, ma anche consigliera di Confindustria Veneto Est, con una delega proprio sugli affari internazionali. Federico Visentin, che hai un sacco di cariche, comincio, presidente Federmeccanica, della Fondazione QOA e anche della Mevis, che è un'azienda del settore meccanico. Allora, comincerei con Riccardo Illi e, come dire, pongo il tema in termini generali di scenario, perché l'altro giorno vedevo sul Corriere della Sera, purtroppo non l'abbiamo fatto noi, una bellissima infografica dove ci sono state tutte le tappe degli annunci durante il mese di marzo, degli annunci dei dazi, dazi annunciati, applicati, sospesi, ritorsioni, dazi che ripartono. È un momento di grandissima confusione sotto il cielo. Sappiamo che l'attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva detto che avrebbe applicato delle tariffe, delle barriere alle merci in ingresso. Adesso alcune sono state applicate, altre sono state minacciate con diverse percentuali, prima il 25%, poi addirittura il 200% sul vino italiano. Sono state minacce in questo momento per quanto riguarda l'Europa. Qual è lo stato delle cose? E questa è una cosa che chiedo a tutti e tre dai 3 diversi punti di vista. Grazie. Vediamo se funziona. Sì, buongiorno a tutti. Credo che nemmeno chiedendolo a Trump si possa sapere qual è lo stato delle cose, perché non lo sa nemmeno lui, decide che cambia idea la mattina rispetto a quello che ha detto la sera. E questo ha un effetto immediato negativo, nel senso che crea incertezza. Ritenevo che la creasse soprattutto o esclusivamente nel mondo dell'impresa, ho letto ieri invece che l'ha creato anche nel mondo dei consumatori, nel senso che l'indice di fiducia negli Stati Uniti è semplicemente crollato nelle ultime settimane. Quindi la politica di Trump mi ricorda
la definizione di stupidità del professor Carlo Cipolla, il quale diceva: lo stupido è quello che con le sue azioni riesce a creare danni agli altri e anche a se stesso. E mi pare che proprio sia questo il caso. In senso generale, poi, l'idea di risolvere i problemi, sempre che abbia dei problemi, degli Stati Uniti attraverso l'introduzione di dazi, mi sembra, diciamo, contraria alle regole dell'economia di mercato che risalgono al 1700, e mi riferisco in particolare a David Ricardo, con una C sola, quindi non c'è nessun caso di omonimia, poi il suo era cognome, economista inglese che ha soprattutto, fra i vari temi che ha studiato il tema del vantaggio comparato. E quindi affermava Riccardo che in un sistema commerciale aperto, quindi con scambi fra diversi paesi, trarranno benefici tutti i paesi, perché in pratica si specializzeranno nella produzione di beni, ma anche servizi, perché no, nei quali sono particolarmente competenti sia sul piano dei costi ma anche sul piano della qualità. Altri paesi potranno importare quei beni e quei servizi, ma esporteranno i loro. Negli ultimi decenni di economia, l'abbiamo chiamata globale, non era esattamente globalizzata, ma quasi, diciamo di economia più libera, in effetti c'è stata una crescita dell'economia che non ha pari nei secoli precedenti, e soprattutto c'è stata una diminuzione della povertà estremamente significativa. Poi ci sono stati anche dei problemi collaterali, per la carità, ci sono le rose ma ci sono anche le spine. Quindi il problema principale è che nei paesi sviluppati, la povertà ovviamente è diminuita in quelli in via di sviluppo, ma nei paesi sviluppati è aumentata l'ineguaglianza, quindi è aumentato la differenza fra i redditi più elevati e quelli più bassi, e questo ovviamente ha creato dei problemi e non è stato gestito questo problema. Però torno ai dazi. Gli Stati Uniti, è vero, hanno una bilancia commerciale negativa, mi pare che siamo arrotondo le cifre centinaia di miliardi. Per quanto riguarda i beni, nei servizi hanno una bilancia commerciale positiva, che però non copre questo aspetto negativo, è positiva per circa 50 miliardi, quindi c'è un delta negativo. Però gli Stati Uniti hanno un'altra caratteristica: di vivere al di sopra delle loro possibilità, sia a livello pubblico, soprattutto negli ultimi anni, che a livello privato, imprese e anche consumatori. Lo fanno indebitandosi sui mercati globali a tassi molto convenienti. Perché? Perché il dollaro è la moneta principale per gli scambi a livello mondiale. Quindi loro approfittano di questo aspetto. Introdurre dei dazi, oltre a produrre i danni che stanno già generando, oltre che a violare le regole indicate da Riccardo e che hanno dimostrato nei secoli di funzionare, rischiano anche di comportare la modifica di status di moneta degli scambi globali per il dollaro, e quindi rischiano gli Stati Uniti di perdere il vantaggio di indebitarsi a tassi molto bassi. Ci sono già dei segnali che l'euro, che aveva già una piccola quota degli scambi mondiali, sta acquisendo maggiore peso, e quindi c'è la possibilità, soprattutto se l'Europa saprà aumentare il suo tasso di integrazione, soprattutto quella politica. Mi riferisco in particolare alla politica estera e alla difesa, sono due lati della stessa medaglia. Potrebbe anche l'euro sostituire il dollaro nei prossimi decenni. Quindi Trump alla fine avrebbe fatto un danno colossale all'economia globale, all'economia americana, e avrebbe anche compromesso il ruolo di moneta degli scambi mondiali del dollaro. Veramente un bel risultato. Sì, non ha fatto sicuramente un danno agli speculatori, visto che l'incertezza sui mercati sappiamo che è terreno fertilissimo per chi prende posizioni, in questo caso
in vendita, quindi scommettendo contro, visto che sono crollate le borse. Questo è un elemento che sicuramente Donald Trump conosce e anche i suoi amici esponenti dell'amministrazione. E Silvia Moretto, restiamo sul tema dello stato delle cose, proprio per fare una ricognizione appunto di quello che è successo, delle tappe dell'ultimo mese, per capire dove ci sono i punti fermi e che cosa è avvenuto, perché sappiamo che per esempio su Canada, su Cina e su Messico i dazi sono stati applicati con degli effetti che per questi paesi sono già visibili e in alcuni casi hanno già prodotto un contraccolpo, perché come ogni guerra, anche se in questo caso non ci sono dei proiettili reali, ma ci sono sostanzialmente delle barriere, ad ogni colpo si risponde con un colpo. Sì, allora, come dicevate, gli annunci sono stati molteplici. Quello che è successo dal mio punto di vista è innanzitutto l'aver sperimentato per noi europei una velocità di azione, perché poi è vero che gli annunci sono stati molti, ma quando hanno deciso di intervenire diciamo, l'adeguamento anche banalmente di tutti i sistemi doganali degli Stati Uniti è avvenuto overnight, quindi parlo dei dazi dalla Cina, quindi il famoso 10%, parlo dei dazi poi dal Messico e dal Canada e parlo dei dazi sull'alluminio e gli acciai dall'Europa che effettivamente sono in vigore dal 12 marzo. Scusi se la interrompo Silvia. C'è da dire che poi è un passaggio abbastanza significativo questo, perché il Canada è un partner commerciale storico degli Stati Uniti. Noi sappiamo che tantissime aziende, anche europee, quando ci fu la precedente amministrazione Trump con i dazi, decisero di investire proprio in Nord America, cioè in Canada, proprio perché era considerata un paese, una via di accesso favorevole. Quindi è stato proprio uno stravolgimento anche nei rapporti tra due paesi vicini e partner. La stessa cosa con il Messico, perché il Messico negli ultimi 5 anni è cresciuto proprio grazie all'investimento di quelle aziende che hanno delocalizzato poi in Messico. Però io penso che la strategia sia quella di rompere, no, i fronti avversari e quindi è appunto una guerra in cui ognuno fa le sue mosse. Quello che noi abbiamo visto è la velocità di azione rispetto agli annunci che volevano poi effettivamente applicare e c'è stata per esempio un passaggio che forse non è stato così evidente, quello sulle merci cinesi dell'e-commerce, quindi delle vendite online, in cui è stato tolto il de minimis. Il de minimis era un regime doganale che consentiva alle merci con valore sotto gli $800 di non pagare sostanzialmente nulla, quindi né dazi e nemmeno le dichiarazioni doganali, gli espletamenti doganali, perché avvenivano massivamente. E ovviamente $800 per pacchettino, no? Sono i pacchettini, sono importi importanti. Una marea di prodotti. Sì, consideriamo che questo riguarda anche l'Europa, non solo gli Stati Uniti, ma questi pacchettini sono nell'ordine di 15 milioni al giorno verso gli Stati Uniti. In Europa ne arrivano 12 milioni al giorno. Quindi il fatto di beneficiare del regime de minimis effettivamente era un grandissimo vantaggio. Apro una parentesi veloce, anche l'Europa si sta interrogando sul regime de minimis che in Europa è di 150 euro proprio perché non riesce a intercettare delle fette sempre più ampie di importazioni di valori minimi che sfuggono effettivamente al pagamento di dazi dell'IVA ma anche ai controlli. Tornando però ai dazi di Trump, dicevo, ci siamo resi conto della velocità di azione, ci siamo resi conto che ovviamente gli annunci preoccupano molto le aziende italiane, le nostre aziende venete. Ricordo che gli Stati Uniti sono il terzo mercato dopo la Germania,
che è il primo per il Veneto ma anche per l'Italia di export, e sappiamo tutti che insomma non è proprio nel suo massimo splendore, la Francia che è il secondo mercato, che ha una situazione politica quantomeno instabile, e poi ci sono gli Stati Uniti, quindi tutti e tre questi mercati assieme rappresentano il 30% dell'export del Veneto, che è di circa, in totale è stato nel 2024 di circa 80 miliardi, quindi stiamo parlando di preoccupazioni fondate dal punto di vista delle aziende. Poi è anche vero che, come si diceva, gli americani hanno sempre dimostrato di essere poco inclini a ridurre i consumi, no? Al di là poi degli indici e delle interviste che vengono fatte, poi a lato pratico loro continuano a consumare ben al di sopra delle loro aspettative anche da un punto di vista privato, perché si indebitano continuamente per poter consumare. Questo l'abbiamo visto poi anche in concomitanza delle grandi crisi di Lehman Brothers con il mercato dei subprime, ma anche dell'inflazione, per andare a tempi più recenti nel 21 e 22 con dell'inflazione alle stelle, e in realtà i consumi insomma hanno tenuto, quindi posto che non si trasforma un paese consumatore in paese manifatturiero solamente mettendo i dazi, sicuramente non nel breve termine, gli Stati Uniti hanno oggettivi problemi di approvvigionamento, perché le aziende locali non riescono a fornire quella produzione di cui loro hanno bisogno dei prodotti di consumo. Le aziende locali con costi molto elevati che si portano dietro anche comunque dal post-Covid, e che continueranno ad aumentare perché è chiaro che i dazi si scaricheranno sul mercato, e di questo non c'è dubbio. Federico Visentin, allora, il tema è sempre il medesimo, l'abbiamo sentito, ce l'ha detto Riccardo Illi, chiedo scusa, ce l'ha detto Riccardo Illi sull'aspetto della bilancia commerciale per quanto riguarda i beni. Gli Stati Uniti sono in deficit, non lo sono per quanto riguarda invece la parte dei servizi, e come invece ci sottolineava adesso Silvia Moretto, non si può ricostituire un paese industriale, manifatturiero, imponendo delle barriere commerciali, e comunque ci vuole del tempo. Il mondo della meccanica ha una sua filiera che è da un'altra parte, ma gli stessi produttori americani si approvvigionano da quella filiera, che è anche la vostra, che voi conoscete benissimo. Quindi perché questi dazi, cioè il senso che possiamo trovare, e come stanno reagendo invece le aziende che si trovano su quella catena del valore? Allora, siccome bisogna cercare di inquadrare un po' il tema dei dazi, perché ci sono delle caratteristiche ben diverse da questo che sta cercando di fare Trump in questi giorni con una velocità, come ricordavamo, incredibile, e un approccio sui dazi invece che era applicato fino all'altro giorno. Allora, io ho in mente sempre come filiera quello che sta succedendo nell'auto, no? Allora, pochi mesi fa l'Europa ha deciso di imporre dei dazi alla Cina, all'importazione delle auto cinesi, no? Quelle elettriche soprattutto. Certo. E ci è arrivata come? Ci è arrivata dopo qualche mese di indagine, perché le regole del WTO prevedono che se tu devi imporre dei dazi come paese o come Europa, tu devi fare una tua bella indagine, perché devi motivare questi dazi aumentati per il fatto che c'è un comportamento statale piuttosto che soprattutto, no, con super sussidi. Infatti cosa ha voluto dimostrare l'Europa? Che l'industria elettrica, dell'auto elettrica cinese era stata sovvenzionata oltremodo e fuori misura da parte del governo cinese. Si potrebbe discutere, noi come Federmeccanica francamente abbiamo rilasciato un documento dove abbiamo fatto vedere di che natura erano quei sussidi, e non solamente in Cina ma anche come erano in Europa i sussidi, abbiamo fatto un'analisi comparata, alla fine non c'è quel sconvolgimento che uno va a immaginarsi, quindi c'è un po' di storytelling, tant'è che c'è stato comunque una discussione in Europa, anche dal punto di vista del mondo delle imprese, se doveva essere corretto o no mettere i dazi nei confronti. Siamo sempre esportatori noi di base, quindi in ultima analisi noi dovremmo evitarli i dazi. E la strada maestra, questo lo diciamo così una volta per tutti, questo lo mettiamo come pilastro, dovrebbe essere che ogni paese o l'Europa
ma anche Trump adesso, se veramente ha in mente che la sua industria americana dovrebbe rinforzarla, dovrebbe reinventarsi qualcosa di diverso, qualche forma di politica industriale, come dovremmo fare, adesso gli americani lasciamoli fare, ma noi, perché secondo me con l'America poi ci arrivo veloce, sono altre dinamiche, non è che gli interessa più di tanto rafforzare l'industria americana, Trump, ma noi che vogliamo rinforzarla invece la nostra industria, e anche su questo dopo magari mi permetto una chiosa, dovremmo preoccuparci di fare delle politiche che vanno a incentivare il rafforzamento di queste imprese, cosa che non si fa, si preferisce la via breve di dare i dazi pensando di proteggerci e non sapendo che poi tutto questo innesca. Infatti i meccanismi reattivi ci sono stati anche dagli dazi europei nei confronti della Cina. Ecco, però dico, quindi è discutibile. Noi siamo comunque per l'idea di non averli i dazi in ogni caso, anche in quel caso, perché le politiche dovrebbero essere orientate a rinforzare l'industria con altri sistemi, rendendola più competitiva l'industria, investendo anche come governi su quelle cose che aiutano l'impresa, poi che l'impresa da sola non riesce a fare, non solamente sussidiando l'impresa. Ecco, tutte queste belle cose che se vogliamo possiamo tornarci sopra. Ora cosa succede? Che quello che sta facendo invece la Cina non ha niente a che fare con tutto ciò. Non c'è dibattito, c'è velocità, non c'è come si dice, dossier che vengono predisposti per dire, anzi sfacciatamente si va a dire adesso io rinforzo, raddoppio i dazi nei confronti dell'industria automobilistica canadese così la faccio morire, lo dichiara. Cioè allora tu non è che devi, proprio dichiaratamente non c'è la logica di proteggere un'industria ma di ammazzare un'altra industria, quindi è rivendicativa. Allora di fronte a questa posizione a noi manca una grande cosa, che è un gran negoziatore, cioè noi non ce l'abbiamo, non è univoco, l'Europa viaggia ognuno per conto suo, ognuno per i propri paesi, Trump non gli sembra vero di poter entrare a fare le sue connessioni con chi vuole e con chi non vuole, in maniera indiretta, e voglio dire, e manca un'unità di intenti. E se arriva ad avere l'unità di intenti, ho in mente adesso il momento del riarmo, che è un'altra cosa, però se vogliamo centriamo, ma è la conferma ancora che si va in ordine sparso, perché non si coglie, e in maniera anche disordinata, come è stata per il Green Deal per l'auto elettrica, è stata annunciata, è stata fissata un paletto, non è stato fatto niente in Europa per poterlo, diciamo, supportare, aiutare quel percorso che avrebbe potuto rendere più forte le nostre imprese una volta per tutte. Non è stato fatto e adesso si trovano tutte le difficoltà di chi si è trovato da solo a dover reagire e trovare delle soluzioni. A Riarmo sta succedendo la stessa cosa, si lancia un messaggio, si gioca sul fatto della difesa, non apriamo la parentesi, se no possiamo allargare, poi se ci interessa ne parliamo, però voglio dire, non si supporta, non si dà, adesso staremo a vedere se per una volta, e sarebbe la prima volta, escono fuori con delle linee guida un po' più precise, dove andremo a capire se effettivamente avremo un vantaggio o no per le nostre industrie, che almeno un piccolo pezzo di interesse potremmo anche portarcelo a casa, ma io sono molto scettico anche di questo. Quindi voglio dire, questo è un momento in cui Trump sta facendo azioni per portare a casa delle cose, alcune le intuiamo, non le sta raccontando fino in fondo cos'è esattamente il suo obiettivo finale. Intuiamo che è molto interessato alle terre rare. Le terre rare è un tema, noi nell'auto elettrica lo conosciamo bene perché tutte le batterie dipendono dalle terre rare, sono in mano ai cinesi in Africa, se l'America vuole trovare del rafforzamento su quel mondo, che non sta interessando per nulla in questo momento, per loro con le auto elettriche proprio non gliene importa più di niente, però volendo mettere le mani avanti, allora ecco che si preoccupano dell'Ucraina, ecco che si preoccupano della Groenlandia, si preoccupano, ma sono intuizioni, lui non è che le dichiara lui questi obiettivi, a noi sembrano delle sparate, e poi però porta a casa delle cose. Magari la minaccia dei dazi è la minaccia che ha permesso appunto all'Europa di correre alle 800 miliardi del riarmo, perché questo è tutto nell'interesse di Trump, perché evita di distrarre investimenti del suo paese nel mondo del riarmo, tanto sa che probabilmente questi soldi verranno spesi comunque a favore dell'industria bellica americana per i collegamenti che abbiamo, ergo la sua industria americana non viene a soffrirne, l'industria quella bellica. Lui riesce a distrarre i suoi capitali da qualche altra parte e minaccia i dazi perché questo succeda. Allora, questo gioco qui, come lo possiamo affrontare? Lei mi chiede come possiamo farlo noi come mondo delle imprese. Se fossimo in un mondo, se non ci fosse questo gioco
diciamo così, in realtà negoziatore, beh, noi come imprese le iniziative le stiamo già facendo da tempo. Si ragiona che non è più il mondo della globalizzazione, che dobbiamo pensare di avere le nostre fabbriche nei paesi dove si produce e dove si consuma, quindi local per local, con coordinamento globale, quindi investimenti nei vari posizionamenti dove si intende, nei paesi dove si intende dove si immagina che possa esserci dello sviluppo. Soffriamo il fatto ovviamente che c'è molta incertezza, come diceva appunto Illy, quindi noi saremo, qual è il paese dove è giusto farlo in questo momento? E quindi voglio dire, faremo queste cose qua. Ma come si fa a pensare una politica? Cioè, quindi questo potrebbe valere nel momento in cui uno fa un ragionamento e dire ma l'auto elettrica allora deve essere veramente cinese, possiamo pensare di averlo un'industria, ci sono i fattori di competitività che possiamo immaginarci, facciamo dei ragionamenti industriali, poi l'altro ti spiazza con regole che non hanno niente a che fare con le logiche di politica industriali. È stato detto, questo che sta facendo sta determinando maggiore inflazione negli Stati Uniti, quindi per conseguenza l'industria non si rafforzerà per niente, anzi si siederà negli allori. Nel momento in cui sei difeso tutto intorno, l'industria americana che gliene fa di abbassare i prezzi e diventare più competitiva, nel momento in cui è difesa dai dazi. Quindi è attendista il momento, è quello che diceva anche Riccardo Elli, sono assolutamente d'accordo. Questo crea questa incertezza, determina che la gente sta a aspettare che finisca la nottata. Peccato che nel frattempo che finisca la nottata qualche cosa succede, riarmo, e sul quale potremo avere delle conseguenze non banali, anche come mondo dell'industria. Per cui un po' di preoccupazione francamente c'è. Dunque, la barriera commerciale minacciata come strumento negoziale, questo era chiaro a tutti. Quello che però non è chiaro, purtroppo, è la posizione dell'Europa, no? È quello che diceva Federico Visentini, il fatto purtroppo di non rispondere in maniera univoca. E anche se l'Europa dal punto di vista politico ha detto molto poco negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, dal punto di vista economico l'Europa può dire tantissimo ancora. E quindi volevo capire che cosa vi aspettate che dica a questo punto, magari con una voce, non dico univoca, perché hanno anche sdoganato l'unanimità, però con una voce il più possibile che rappresenti la maggioranza e soprattutto la forza dei paesi più importanti. Chiarirei due aspetti giuridici. Il secondo è noto, il primo meno. Trump sta prendendo delle decisioni con i poteri attribuiti al Presidente della Repubblica americano in situazioni di emergenza. Io ho dei forti dubbi sulla legittimità degli atti che ha già firmato a proposito dell'introduzione di dazi per quanto riguarda Messico, Canada, Cina e quelli che verranno, perché non ho capito dove sta l'emergenza. Quindi penso che se qualcuno farà dei ricorsi, qualcuno degli interessati ovviamente, quindi che ne so, gli importatori di beni messicani o canadesi per fare un esempio, le industrie automobilistiche americane che importano l'acciaio o l'alluminio dal Messico per fare un esempio, penso che potrebbero benissimo vincerlo questo ricorso e non sarebbe la prima volta che un tribunale dà torto a Trump nonostante la maggioranza dei giudici siano stati nominati dal governo suo o comunque da quelli conservatori. Per quanto riguarda invece l'Unione Europea è noto che le competenze sui dazi sono delle commissioni, quindi non mi risulta che ognuno vada per conto suo. Risponde, decide l'Unione Europea con un procedimento, con dei processi che sono sicuramente più lunghi di quelli di Trump che decide di fare una cosa al mattino e la sera la smonta. Quindi noi ci aspettiamo dall'Unione Europea una risposta ferma, più rapida possibile. Non sarà comunque in giornata, ci vorranno alcune settimane per seguire i processi che sono previsti e purtroppo saranno risposte di tipo ritorsivo, mentre quello che io mi aspetterei da imprenditore è di rispondere al presidente Trump: sediamoci, discutiamo, è vero, ci sono oggi dei dazi anche sui prodotti americani importati in Europa,
per dire banalmente, se ordinate dei libri su Amazon che non esistono in Europa, vengono dagli Stati Uniti, vi faranno pagare il dazio quando arriva la consegna, il che è semplicemente ridicolo di pagare il dazio sui libri. Dico dei libri perché qui uno dei temi fondamentali sono proprio i libri, potrei citare moltissimi altri prodotti. Quindi se l'obiettivo di Trump è quello di semplificare, di far eliminare i dazi esistenti, di riequilibrare la bilancia dei pagamenti, io dico la prima cosa che dovrebbe proporre l'Unione Europea è: togliamo i dazi che abbiamo messo sui vostri prodotti, anche perché non hanno nessun significato. Ovviamente purché ci sia reciprocità, perché ci sono anche dazi negli Stati Uniti sui prodotti europei, con aliquote relativamente basse, però esistono, quindi non creano una grande distorsione, non siamo al 25%. Però tornerei un attimino sul tema fondamentale. L'obiettivo di Trump, ovviamente, a parte il fatto che ha dichiarato, anche lì in maniera mi sembrerebbe quasi puerile, voglio, incassando i dazi, ridurre le imposte agli americani. Sì, ma i dazi chi li pagano se non i consumatori e le imprese americane? Quindi con una mano dà e con l'altra toglie, perché con una mano dice: dovete voi consumatori pagare il dazio che abbiamo introdotto domani sui prodotti che arrivano dall'Europa, ma con l'altra vi riduco le imposte, ed è una cosa ridicola. Il suo obiettivo, diciamo di più lungo termine, è quello di riportare negli Stati Uniti delle produzioni industriali che oggi avvengono in altri paesi, e questo è l'obiettivo principale che riguarda Canada e soprattutto il Messico. Ma voi sapete, immagino, che il livello di disoccupazione negli Stati Uniti è inferiore a quello fisiologico, è ancora ben più basso di quello che abbiamo in Italia e anche nel Veneto, dove già tutti gli imprenditori sanno quanto è difficile trovare lavoratori da assumere. Allora, supponiamo che la cosa funzioni e che quindi chiudono gli stabilimenti messicani, perché si riporta la produzione di acciaio e di alluminio negli Stati Uniti. I lavoratori dove li trovano? Quando contemporaneamente Trump vuole rimpatriare alcuni milioni di immigrati, che lui dice sono clandestini, in alcuni casi lo saranno effettivamente, ma sono comunque persone che stanno lavorando. Ma se lui li rimpatria, già così non si trovano lavoratori negli Stati Uniti, figuriamoci se riesce a rimpatriare qualche milione di straniero. E aggiungo un elemento per sottolineare la contraddittorietà di quest'uomo, che evidentemente non riesce a collegare due dei pensieri che fa svegliandosi al mattino. Se il suo obiettivo è quello di evitare la pressione di migranti verso gli Stati Uniti, se è vero, supponiamo che ci riesca, che farà chiudere stabilimenti che producono acciaio, alluminio, ma chissà quanti altri beni in Messico, secondo voi la pressione di immigrati dal Messico verso gli Stati Uniti aumenta o diminuisce? Ovviamente aumenta, quindi è l'ennesima assurdità delle idee che ha il presidente Trump. Purtroppo evidentemente non ha nessun consigliere in grado di spiegargli queste cose, perché ha tutti soldatini, yes men, e se appena osano dire qualcosa di contrario a quello che pensa Trump, li licenzia. Come sapete, quando organizza una conferenza stampa, la stampa che è contraria alla sua impostazione non è ammessa alla conferenza stampa. Dopodiché mi viene da ridere, viene il suo vicepresidente Vance a spiegarci in Europa qual è l'interpretazione corretta di libertà e accusa noi di non seguire sufficientemente i principi della libertà. È una situazione paradossale che secondo me non potrà durare a lungo, perché prima o dopo i membri del Partito Conservatore capiranno che l'azione politica di Trump, che dovrebbe fare solo un mandato, anche se ha già fatto capire che vorrebbe anche lui, come hanno già fatto Putin, Erdogan, Xi Jinping,
cambiare le regole e quindi poter fare anche un terzo mandato, ma francamente non credo che ci riuscirà. Ma i conservatori, posto che rimanga la regola di 2 mandati, capiranno che Trump è finito il mandato e se ne torna a casa, ma loro pensano di farne ancora di mandati alla Camera o al Senato. Ma se continua con questa politica sarà tale il livello di scontento che creerà che prima che i conservatori abbiano di nuovo la maggioranza passeranno diversi mandati e quindi prima o dopo cominceranno anche a votarli contro in Parlamento. Questo io penso, o addirittura gli daranno qualche segnale diciamo, su una minaccia di destituzione se i danni che farà agli Stati Uniti saranno così eclatanti. Silvia Moretto, detto che l'inaccessibilità alla Casa Bianca è qualcosa che risale ancora a Nixon, speriamo che ci siano un altro Bernstein, un altro Woodward per fargli cambiare idea. Detto questo, torniamo sull'Europa. Credo che Federico Visentin, quando parlava di univocità, intendesse dire in termini forse di politica industriale europea. Io l'avevo intesa in quel senso e per questo avevo appunto posto la domanda in termini di risposta dell'Europa, perché è evidente che se la strategia del Dazio è una strategia per riportare le produzioni manifatturiere nel paese, è evidente che esistono altre strategie, ovvero strategie di natura industriale, proprio per seguire quello che lei diceva all'inizio, Riccardo Illy, sull'apertura del mercato, sulla libera circolazione delle merci. E la posizione, qual dovrebbe essere la posizione dell'Europa? Cosa vi aspettate che arrivi come risposta, detto che le ritorsioni servono semplicemente ad alzare il livello dello scontro? Allora, prima di rispondere volevo fare una premessa veloce. La Comunità Europea, dal mio punto di vista, non è così male. Noi abbiamo un po' il difetto, tutti gli europei, di lavare in piazza tutti i panni sporchi, cosa che negli Stati Uniti, ad esempio, e in Cina si fa molto meno, no? Però, ecco, se noi ci ricordiamo perché è nata l'Unione Europea, è nata per consentire la libera circolazione di persone e merci, per tutelare la concorrenza e per tutelare il consumatore. Io penso che, seppur nella sua burocrazia, farraginosità, no? Draghi dice che l'Unione Europea si autoimpone dei dazi con la sua burocrazia, però io penso che questi 3 valori tutto sommato li abbia portati avanti, li stia portando avanti. L'antitrust europeo è il più rigido al mondo, no? Chi è che dà le multe alle aziende? L'antitrust europeo, non tanto gli altri. E la tutela del consumatore, insomma, lo sappiamo che i controlli, a parte il tema dei dazi, perché le barriere non sono solo tariffarie, ma i controlli che vengono fatti sulle importazioni sono ad un livello molto più elevato rispetto a quello che vengono fatti normalmente negli altri paesi extraeuropei. Quindi io ritengo che questi valori, che sono poi anche i principi fondanti dell'Unione Europea, vadano sempre tenuti presenti e noi stessi ci ricordiamo che alla fine siamo tutelati, no? Anche dalle procedure di mediazione all'interno dell'Unione Europea, che poi danno un risultato unico e ovviamente in maniera molto più lenta di quanto possano fare altri paesi che magari decidono da soli, ma tante volte in maniera efficace. E quindi io quello che auspico è che questa sia l'occasione, no? Perché poi l'Unione Europea ogni tanto dimostra anche di saper trovare una unità, no? Immagino per esempio durante l'emergenza del Covid, a parte i primi inciampi dei primi mesi, poi insomma ha progredito in maniera molto unita. Io penso che mi auguro che questa possa essere l'occasione di ritrovare un'unità, perché è un grande mercato produttivo ma è anche un grande mercato di consumo e quindi diciamo rimane con i suoi numeri nello scacchiere mondiale evidentemente ed è giusto al vertice, esatto, ed è giusto che dica la sua. Come
trovare l'unità nei meccanismi di mediazione che sono previsti è un qualcosa su cui penso ci stanno lavorando da 70 anni e quindi andrebbe forse accelerato, però senza per questo rinunciare a portare avanti i principi per cui è nata l'Unione Europea. Quindi io mi aspetterei come imprenditrice che ci fossero dei confronti veramente seri, ci fosse la volontà di negoziare, ma non come non subendo le decisioni altrui, no? Perché alle volte noi ci sentiamo anche piccolini rispetto alla grande Cina, rispetto agli Stati Uniti, non lo siamo affatto, e quindi anche l'ipotesi di dire ok, come diceva Riccardo Illy, ripartiamo dal foglio bianco, iniziamo noi a dare l'esempio, che è un po' anche uno dei ruoli che abbiamo forse nel mondo, di come fare le cose, e quindi magari togliamo i dazi. A me è un'idea che piace moltissimo, togliamo i dazi dai prodotti statunitensi, tanto sì, come dicevamo, non è uno sforzo sovrumano a livello di numeri, piuttosto ci sarebbe, come dicevo prima, ci sarebbero i dazi da mettere su tutte le cineserie che ci arrivano nell'online, che forse lì c'è anche un tema di controllo, oltre che di introiti, anche un tema di controllo che sta un po' sfuggendo alle maglie delle regole, no, dell'Unione Europea. Poi mi permetto anche di aggiungere una considerazione rispetto a un'ipotetica impresa statunitense per cui non si sa dove troverebbero i lavoratori, ma in ogni caso non dimentichiamoci che pur supponendo di trovare i lavoratori e di mettere in piedi un'industria nazionale, i costi negli Stati Uniti vanno dai 3 alle 5 volte rispetto i costi degli stipendi, piuttosto che i costi degli affitti, piuttosto che i costi delle utenze, appunto aumentano, vanno dalle 3 alle 5 volte in più a seconda che guardiamo magari l'Europa o che guardiamo il Messico. Quindi non sono convintissima che il costo di produzione negli Stati Uniti sarebbe poi così diciamo così più basso rispetto all'applicazione dei dazi, altro che 25%, cioè parliamo di n volte di costo in più. Poi c'è anche un tema di produttività, insomma chiunque ha a che fare con gli Stati Uniti, magari ha delle aziende come noi negli Stati Uniti, capisce che queste cose sono sulla carta magari anche verosimili, poi a lato pratico ci sono un sacco di problemi per cui si può riuscire ad applicarle, no? Quindi io ritengo che siamo ancora nella situazione in cui come Europa possiamo provare a dare delle regole, poche magari, non come al solito 1000 regole, ma proviamo a semplificare noi questa volta i flussi internazionali in un contesto, come si diceva prima, in cui al di là degli Stati Uniti, delle scelte degli Stati Uniti, la regionalizzazione era già in corso, le catene del valore globale hanno dimostrato la loro fragilità, la loro drammatica fragilità durante il Covid. Gli addetti al settore non si sono stupiti, noi lavoriamo nella supply chain, non ci siamo stupiti, ma tutti hanno capito durante il Covid quanto fosse fragile il modello che abbiamo costruito nella globalizzazione e nelle grandi catene del valore, e quindi le aziende si stanno giustamente interrogando sul come possono evitare quei rischi che poi si sono manifestati con la pandemia, e ci vorrà tanto tempo, ma come contraltare a questa tendenza bisogna trovare, a mio avviso, una semplificazione nel commercio internazionale. Federico Visentin, allora, deregolamentare no, ma neanche il dirigismo della norma che impedisce proprio di muoversi, e ci autoflagelliamo da soli, visto che insomma il contesto odierno non ce lo consente. Sì, io non riesco a essere così ottimista in questo momento, però purtroppo su tutti i due fronti, sia sul fronte dell'emergenza, è stato detto, adesso è una situazione di emergenza, sono d'accordo con Riccardo Illy, viene invocata l'emergenza, no? da Trump, qualcuno forse potrebbe anche ritorcergli contro, è un'emergenza per noi, è un'emergenza per noi che dobbiamo ovviamente trovare un negoziatore forte europeo con cui contrastare queste mosse, sapendo utilizzare le leve
di varia natura, ma questo è nel breve. Ora il problema è che noi comunque l'abbiamo sempre e continuiamo ad averla, una difficoltà di elaborare una politica industriale. E ho capito che noi siamo sempre abituati a lamentarci. In realtà io non credo che sia una lamentela così, Silvia, ma è prendere atto, avere una burocrazia così complicata, avere una capacità al massimo di determinare dei obiettivi molto alti, ho in mente la transizione per l'auto elettrica, ma non essere capaci di declinarli poi con un'attività coordinata europea di supporti e di indirizzo che aiuti a mettere a terra questa cosa bene, e questo ha a che fare verosimilmente, io immagino, dal fatto della governance europea che è talmente ancora rigida, con i poteri di veto e tutto il resto, per cui perché la von der Leyen fosse riuscita, è da studiare come mai questa volta la von der Leyen è riuscita tutto sommato brevissimamente a mettere in piedi Riarmo 800 miliardi, come l'ha fatta? Cos'è stato il fattore per cui per una volta siamo andati velocissimi a prendere una decisione così importante? Probabilmente un mix di fattori, rimane il fatto che questo non cancella il problema. E perché vedete, le idee circolano, non è che non circolano. Il piano Draghi, annunciato ormai cos'è? Un paio d'anni ormai, in cui invocava l'importanza di andare a investire in maniera significativa su settori fondamentali che riescono a determinare una vera ripresa di competitività dell'industria, anche dell'industria europea, e questo, lui diceva, andando ad aprire la necessità di trovare fondi europei che quindi togliesse il continuo rimpallo dei singoli paesi che devono dimostrare la propria capacità di stare sotto i vincoli giusti di una normativa europea oggi sui vincoli di bilancio, ma determinasse un tesoretto importante su cui fare le iniziative importanti. Quindi non è che mancano le idee, però non le vengono colte, non vengono colte. E allora ti lascia una perplessità importante. Francamente, dal mondo della manifattura, l'impressione che abbiano un reale interesse l'Europa a far diventare l'industria europea più forte, io ho seri dubbi che ce l'abbia, ecco, questa convinzione. E lo dico per la incapacità di aver determinato, come si dice, il percorso della transizione ecologica, e anche adesso con la semplificazione, con la facilità con cui si cerca di convincere l'industria europea che da questi 800 miliardi si avrà beneficio per l'industria, perché dovrà riconvertire l'auto elettrica, l'industria automobilistica sull'industria delle armi. Ora, io trovo che sia di un semplificativo francamente sconcertante, lo dico con molta chiarezza, adesso al di là di motivi etici, e lasciamoli da una parte, ma sarebbe da affrontarli in realtà, se vogliamo essere un'industria responsabile, no? Poi parliamo di industria responsabile, con le logiche della sostenibilità, della nostra responsabilità sociale. Non è che possiamo dire, vabbè, lasciamo stare l'etica adesso perché stiamo parlando di un Riarmo, che veramente noi pensiamo che è venuto il momento di investire per una difesa europea. Perché? Cioè vogliamo essere il terzo polo contro gli Stati Uniti? Saremo sempre legati agli Stati Uniti, mica ci potremo mettere a fare gli arsenali atomici se veramente pensiamo a una guerra in cui la difesa, non c'è questo fattore che pure ci vogliono far convinti, no? La necessità di una difesa europea. Qui uno scaricabarile dei costi che deve sostenere, poi non è per niente chiaro, tra l'altro. Giorgetti è stato molto lucido, dice, ma ci hanno tenuti matti a tenere i bilanci tutti gli anni, dopo tutto ad un tratto su questo tema ci liberano tutti, poi dovremo affrontare noi il problema di trovare quei fondi per sostenere quell'armamento, e nel frattempo cosa ci rimane? Cioè veramente pensiamo che portiamo a casa la difesa europea? Ma lasciamo stare queste cose che sono di politica. Torno al mio ruolo di industria metalmeccanica. Io ho un dubbio incredibile che questa cosa si traduca veramente in, come si dice, in maggiore produzione per le nostre industrie europee, e perché la riconversione di un'industria automobilistica su un'industria bellica non è per niente banale, chi è nel settore sa benissimo cosa vuol dire, è tutta un'altra cosa, le dinamiche della supply chain sono completamente diverse, le industrie sono quasi esclusivamente pubbliche, quindi c'è una dinamica completamente diversa, per cui dirlo significa non avere neanche chiaro, mentre viceversa, adesso sto rientrato ieri da un viaggio, da una missione negli Stati Uniti, in Cina, ho avuto modo di confrontarmi con dei diversi CEO molto elevati della catena della fornitura di componenti auto, d'accordo? Grossissimi, questi sono grossissimi, sono tutti grossissimi.
E questi mi stanno raccontando che loro adesso l'auto elettrica è diventata un fattore di povertà, perché in Cina dopo 10 anni è diventata una guerra dei poveri, quindi non ci sono più margini, che l'Europa, che avevano visto dall'inizio con la normativa 2035 come una potenziale Bengodi, in realtà sta determinando molta incertezza e quindi, voglio dire, non vedono le condizioni per fare sbarchi in grande stile, al di là di BYD che annuncia di fare questa fabbrica in Ungheria. E quindi cosa mi stanno raccontando? Loro, fornitura importante dell'industria automobilistica elettrica, stanno orientandosi sugli umanoidi e stanno orientandosi con il governo sugli umanoidi. Mi raccontano che nel mondo ci sono 5 grossissimi player tra americani e cinesi, l'Europa non pervenuta per niente, per cui mi dicono adesso di venire a investire in Europa, francamente, che non abbiamo neanche quella dinamica, e io comincio a sollevare qualche dubbio, dico umanoidi, ma sì, stiamo seguendo le operazioni che sta facendo Tesla, stiamo seguendo quello che sta facendo BMW nelle loro fabbriche per sostituire le persone con gli umanoidi, ma siamo lontani 1000 miglia? 5 anni mi fa, 5 anni ci ritroviamo, mi fa Visentin. E io dico, noi in Europa, non dico in Italia, dico in Europa, sul mondo che sta andando in quella direzione, non sta pensando agli armamenti, sta pensando a qualcosa che, fatto caso che poi dovremo gestire bene il rapporto col sindacato e la gestione delle nostre persone, cosa gli faremo fare nel momento in cui tireremo via anche tutta quella roba lì, di quei posti di lavoro, ma si apriranno tantissimi altri con intelligenza migliore. Dico io, di questa cosa se ne parla da qualche parte? No, ci preoccupiamo di correre gli armamenti. Ecco perché sono estremamente preoccupato, non c'è una posizione e verosimilmente che qualcuno abbia qualche idea migliore, penso anche alla Confindustria europea che dovrebbe essere lì a presentare queste istanze, oggi fa fatica, ma fanno fatica anche le lobby più organizzate, che non è la stessa roba di una Confindustria globale, europea. Il fatto di avere qualche lobby fra tutti quelli dell'acciaio, che è una delle lobby più forti che abbiamo in Europa, guarda te, sta soffrendo e ha visto che anche l'Europa non è riuscita a difendere e non riesce a fare, si trova travolta anche lei che è fra le lobby più forti. Quindi è anche un esame di coscienza che faccio come mondo delle imprese, che questa è una partita che ha bisogno di politici forti ma con potere di governance migliore. Non vedo altre alternative, se no faremo come al solito, ci rubbecchiamo le maniche, in qualche maniera faremo, e poi ci saranno quelli che avranno modo di guadagnare molto, ci saranno quelli... Infatti noi questa prospettiva l'abbiamo già disegnata da tempo, si diceva se ci lasciate liberi ci sarà chi saprà capace, come sempre, di interpretare al meglio e guadagnerà e farà i propri margini, sarà chi soccomberà da questa partita, per cui, caro governo, stiamo dicendo, dateci almeno una mano a strutturare bene le politiche attive, perché ci sarà una migrazione di persone da immaginarsi, reskilling, riformazione, da un settore a un altro. Quando dicevamo questa roba qua non pensavo mica però che ci portassero su Riarmo, e siamo molto perplessi. Parliamo di mercati. Riccardo Illy. Allora, è stata innescata una reazione a catena con la minaccia e l'applicazione di queste benedette barriere commerciali e però gli imprenditori, poi soprattutto gli imprenditori di questo pezzo d'Italia che hanno fatto un po', come dire, il loro cavallo di battaglia, quello di affrontare i mercati anche in periodi storici molto complessi in cui le distanze erano distanze vere. E che cosa sta facendo il mondo dell'impresa? Cosa immagina un imprenditore per poter, come dire, aumentare la diversificazione che già fa dei suoi punti di attracco? Di fronte all'effettiva introduzione di dazi sui prodotti italiani, ovviamente da parte degli Stati Uniti, ci sono diverse soluzioni possibili. La prima è che uno degli effetti non voluti da Trump, ma che si potrebbe effettivamente manifestare comunque, sia un rafforzamento del dollaro. La logica è abbastanza stringente. Se l'imposizione di dazi fa aumentare l'inflazione negli Stati Uniti, e questo gli economisti lo danno praticamente per scontato, se l'impostazione dei negoziati a livello bilaterale, mettendo in crisi tutti gli organismi multilaterali che oggi esistono,
fra i quali anche l'Organizzazione Mondiale del Commercio, va a ridurre il ruolo di moneta degli scambi globali del dollaro. Questo farà sì che i tassi di interessi, sia per l'inflazione sia per questa perdita del ruolo del dollaro, i tassi di interesse aumenteranno e di conseguenza questo andrebbe ad aumentare il valore del dollaro. Più alti sono i tassi e più aumenta il valore di una valuta. E quindi potrebbe essere che almeno in parte diciamo, il peso dei dazi venga compensato dall'aumento del valore del dollaro. In questo caso gli imprenditori italiani non dovrebbero fare granché. Seconda possibilità, ulteriormente aumentare l'efficienza della nostra produzione con ulteriori livelli di automazione, con altre riduzioni dei fattori dei costi produttivi. E la terza misura è quella di trovare altri mercati di sbocco, fra i quali abbiamo da un lato altri mercati esteri. Oggi nei confronti della Cina noi siamo in una situazione di stand-by, una situazione di titubanza, diciamo, perché da parte degli Stati Uniti era arrivato un segno molto chiaro già da parte del presidente Biden di fermare lo sviluppo dei rapporti commerciali con la Cina, per motivazioni che erano in parte condivisibili e in parte no. Ma è chiaro che se gli Stati Uniti rompono, perché questo che sta accadendo, l'amicizia con l'Europa, non solo introducendo dazi, ma io ricordo affermando che non applicheranno l'articolo 5 del trattato istitutivo della NATO, il che significa non si sentiranno obbligati a difendere l'Europa o i paesi europei in caso di attacco, guarda caso per esempio da parte della Russia. E se la Russia ha attaccato l'Ucraina e dovesse vincere quella guerra, credo che tutti siamo consapevoli che probabilmente non si fermerà lì e attaccherà altri paesi europei. Ebbene, il messaggio che ci arriva dagli Stati Uniti è: noi non ci sentiamo in dovere di intervenire. E questo è il motivo per cui la Presidente von der Leyen ha lanciato un programma di riarmamento dell'Unione Europea. Ma tra l'altro, se voi fate un'ipotesi, come direbbero gli americani, zero base, dimenticate per un attimo che c'è stata la Seconda Guerra Mondiale e che gli Stati Uniti hanno salvato i paesi dal nazismo e dal fascismo in quell'occasione. E diciamo, come conseguenza di quella situazione è nata appunto la NATO e gli Stati Uniti si sono assunti il ruolo di difendere l'Europa. Dimentichiamo tutto questo. Oggi guardiamo all'esistenza dell'Europa con la sua capacità economica, con il suo numero di abitanti, con la sua istituzione imperfetta che è l'Unione Europea, ma comunque esiste. Che motivo c'è di non avere una propria difesa, sapendo che confinante abbiamo un altro Stato come la Russia che è aggressivo a dire poco e che lo ha dimostrato con i fatti, prima occupando la Crimea, poi occupando altre parti dell'Ucraina e comunque minacciando a destra e a manca altri paesi che sono europei. Quindi tutto questo, il fatto di aver incrinato l'amicizia con gli Stati Uniti a causa loro, certamente non a causa dell'Europa, probabilmente dovrebbe far guardare all'Europa con occhi diversi alla Cina, e quindi quello può essere un mercato alternativo di sbocco. E ce n'è poi degli altri, ci sono anche dei mercati nascenti, penso alla Corea del Sud, penso a Singapore, ma penso anche a diversi paesi africani che stanno crescendo in maniera significativa, e non solo il Sudafrica, la Nigeria. Se voi andate a vedere le esportazioni, dico una voce di un prodotto che potrebbe in qualche modo essere assimilato ai prodotti di qualità italiani, di champagne, la Nigeria è uno dei principali mercati di sbocco dello champagne, quindi non è più soltanto un paese a livello di sussistenza, è un paese che sta cominciando a consumare anche beni di valore superiore. Poi la terza soluzione è quella di incrementare i consumi interni, perché l'Italia vive di export, ma potrebbe vivere anche di più di consumi interni. Lì ci sono altri problemi da risolvere.
le retribuzioni medie in Italia sono sensibilmente più basse di quelle della media europea, per non parlare in particolare della Germania e della Francia, dove il confronto è semplicemente imbarazzante. È chiaro che finché le retribuzioni in Italia rimangono così basse è difficile che aumentino i consumi, ma se troviamo il modo, entrando in una spirale virtuosa, aumento della produttività, che in Italia è ferma da qualche anno o quasi, aumento delle retribuzioni e quindi aumento anche dei consumi, senza peraltro aumentare il costo di produzione di quei beni, perché se l'aumento delle retribuzioni va a fronte di un aumento della produttività, il costo dei beni rimane sostanzialmente invariato. Ecco, questa dovrebbe essere una soluzione alla quale noi pensiamo per uscire dal problema dei dazi americani. Allora, la stessa domanda purtroppo non ho il countdown, quindi sto andando un po' lunga, vi chiederei di essere brevi, che così magari ci facciamo fare anche qualche domanda dal pubblico. Quindi, dove si diversifica? Allora, le aziende hanno già cominciato a diversificare, perché ovviamente gli imprenditori non aspettano di vedere cosa succede nel contesto per porsi il problema di dire magari sono troppo concentrato su alcuni mercati. E quindi c'è una buona notizia e una cattiva. La buona notizia è che se noi andiamo a vedere i dati di confronto tra 2019 e 2024 dell'export veneto verso alcuni mercati emergenti, parlo del Medio Oriente, Emirati Arabi, Arabia Saudita, sono cresciuti del 70%. Ultimo anno 24-23 più 20%, tra il 15 e il 20% di crescita. Però diciamo a livello di valore stiamo parlando di 2 miliardi insieme tra Emirati Arabi e Arabia Saudita, praticamente quello che esportiamo verso il Belgio. Quindi è chiaro che il focus nella diversificazione c'è e le aziende si stanno muovendo molto bene in questa direzione, però i numeri sono ancora piccoli. Se andiamo a vedere l'Africa, Africa continente, noi esportiamo 2,2 miliardi, verso la Germania ne esporteremo 10,5, verso la Francia 9, verso gli Stati Uniti 7,5 come Veneto. Quindi anche lì ci sono sicuramente dei mercati emergenti che stanno richiamando prodotti, però come dire, la strada è un po' lunga. Verso tutta l'Asia, inclusa la grande Cina, esportiamo 9 miliardi, la Cina rappresenta 1,4, è un grandissimo mercato in termini di abitanti, sta iniziando da qualche anno a consumare anche molto bene, però le loro politiche sono anche molto concentrate sulla produzione locale e quindi ogni diciamo, mercato ha delle sue caratteristiche. Perciò la diversificazione è sicuramente un'attività che le aziende stanno perseguendo, la stanno perseguendo molto bene. Non dimentichiamoci che l'Europa rimane però continua ad assorbire praticamente il 50% del nostro export e quindi io penso che bisogna continuare a guardare all'Europa come mercato, magari anche ricordandoci nelle famose posizioni di mediazione in cui trovare anche delle soluzioni comuni, che non è che un paese vince contro l'altro, perché siamo tutti molto interconnessi e quindi abbiamo bisogno di portare avanti le politiche economiche e delle politiche industriali che facciano crescere tutti i paesi europei assieme. Federico Visentino? Sì, cerco di essere telegrafico. Allora, solo 2 battute. Uno su sto riarmo, no? Riccardo, sì, la von der Leyen ha reagito, però non mi convince per niente che ci sia la necessità di diventare più forti, perché comunque noi non dimentichiamo che non puoi resettare il fatto che abbiamo avuto una seconda guerra mondiale e oggi l'Europa è piena di basi militari americane, per cui l'idea anche solo lontana di dire facciamo da soli è impossibile, per non parlare di tutto l'arsenale atomico di cui non disponiamo per niente. Quindi i nostri, cosa ci stanno facendo vedere adesso? Carri armati, Rheinmetall, carri armati, i tedeschi come primi ne prendono subito la leadership, c'è un accordo anche con Leonardo importante. Ma allora io dico, però giocandocela qui, quindi per me, e poi la reazione, appunto, una iperreazione, dovremmo stare contenti che finalmente abbiamo visto un'Europa che reagisce velocemente, però francamente non è così che vorremmo vedere, vorremmo su altri temi che fosse più rapida a reagire. E quindi diciamo che se vogliamo proprio vedere, non riesco a vedere il mezzo bicchiere pieno, ma almeno il pizzettino in fondo, preoccupiamoci perlomeno
perché non è per niente scontato che questi denari, e questi denari vadano ovviamente nelle industrie europee, magari segnatamente anche italiane, io posso dire, no? Tanto che abbiamo qualche bel pezzo di industria che lavora, beneficerà quel pezzo di industria, almeno quello. E dico una proposta ulteriore, no? Cioè invece di lanciare, noi in realtà abbiamo la spesa, se noi mettiamo insieme tutta la spesa bellica di tutti i paesi europei, che uno dice poco, in realtà è molto, se andate a vedere, è molto elevata la spesa bellica mettendo insieme tutti, per cui l'idea poteva essere più che sufficiente riuscire invece a dire adesso facciamo in modo che questa spesa fosse più coordinata, e ancora una volta questo però voleva dire troviamo una leadership europea che riusciva a indirizzare la spesa che c'era già. È già più che superiore e non saranno gli 800 miliardi che ci permettono a breve di avere la forza atomica che ci mancherà sempre. Quindi sono perplesso, molto rimango. C'è un secondo aspetto invece su cui sono molto d'accordo con Riccardo, che è la questione della produttività. In paese noi abbiamo, quando si parla di dire, vediamo tutti insieme industrie e anche governi che possono dare degli orientamenti giusti, una bella politica industriale, vanno nell'ottica del miglioramento della produttività. Ora, sul fatto che comunque si possa generare consumo interno, detto che poi abbiamo un'Italia che è particolarmente propensa a risparmio, no? Quindi non è poi così detto che tutto quello che gli arriva in tasca viene speso, ma dato che abbiamo un contratto metalmeccanici incagliato, allora giusto a fugare i dubbi, perché sono convinto che Riccardo non pensi ai metalmeccanici quando dice che abbiamo gli stipendi bassi, io dico solo sta cosa. No, anche perché è il miglior contratto in assoluto. Appunto, allora noi abbiamo, no, ma io dico è vero. Ci sono noi settori abbiamo che hanno contratti terribili. Terribili, cioè noi è vero che abbiamo un grossissimo problema di stipendi in Italia, è verissimo, non solo i metalmeccanici. L'industria manifatturiera nella media, rispetto alla media dei salari italiani è molto più elevata e i metalmeccanici sono ben il 40% sopra rispetto alla media della manifattura, che è alta anche per il fatto che è trascinata in altezza dai metalmeccanici stessi, che fa con 1,5 milioni di dipendenti in giro per l'Italia, fa la larga fetta della manifattura. Quindi è vero, quindi abbiamo purtroppo, e lo segnalo, abbiamo un sindacato nazionale che di parlare di produttività proprio non ci pensa proprio, ed è un peccato. Per fortuna le nostre imprese invece sono molto orientate a farle, a cercare le strade e anche a istituire quella ricchezza con premi di risultato laddove si riesce a costruirla. Va bene, non so se abbiamo un minutino, se no saluto. Un minuto, c'è qualcuno che vuole fare una domanda? Eccolo, mamma mia, un sacco di mani però. Sono io il fortunato, buongiorno. Ricollegandomi all'ultimo discorso sul riarmo. Allora, se prendiamo per esempio quello che ci ha detto l'altro giorno qui al festival Dario Fabbri, se ho capito bene ovviamente, lui ha detto che gli americani in realtà non stanno andando da nessuna parte, sono ancora tutti qui, forse al massimo ci sarà qualche disimpegno, però comunque ci stanno chiedendo di spendere di più. L'Unione Europea con la Commissione ha fatto questa proposta per consentirci di spendere di più senza i vincoli di bilancio. Allora la questione forse può essere che cosa si intende per spesa militare, se possiamo far rientrare in spesa militare anche lo sviluppo di tecnologie dual use che quindi possono avere anche dei ritorni sul campo economico. Penso per esempio, come diceva, sulla robotica, intelligenza artificiale, se quindi potremmo cogliere questa opportunità per sviluppare lì e facendola passare come spesa militare. Grazie. Su questo ha scritto alcuni giorni fa un bellissimo articolo sul Corriere della Sera Lucrezia Reichling, che è un'economista italiana che vive e lavora a Londra da anni, proprio sottolineando il fatto che la ricerca in campo militare produce sempre delle ricadute anche sulla vita civile, e faceva l'esempio eclatante di Internet, che è nata appunto da una ricerca di tipo militare e che ha portato un aumento della produttività nel campo dei servizi, dello scambio dell'informazione, della ricerca scientifica e tecnologica semplicemente enorme. Voi pensate oggi un ricercatore in qualunque parte del mondo arriva a dei risultati con una sua ricerca e lo condivide con tutti i ricercatori del mondo un secondo dopo. Una volta era molto più lungo e quindi si rischiava di avere
vari team che facevano la stessa ricerca in luoghi diversi della Terra, inutilmente, e poi riscoprivano l'acqua calda. Quindi darei per scontato che investire in armamenti, nel riarmo in Europa, significhi anche investire in ricerca e significa avere delle ricadute sul mondo civile. Poi sono perfettamente d'accordo sul fatto che forse addirittura prima di spendere per il riarmo dovremmo andare verso l'integrazione totale, perché se abbiamo un'Unione Europea dobbiamo avere dell'Unione da un lato una politica estera che oggi è lì a metà, perché è ancora una competenza statale e la Commissione con la sua responsabile fa solo un'attività di coordinamento, ma se c'è una politica estera deve esserci anche un esercito e deve essere un esercito unico. E lì i problemi non sono tanto solo quelli del coordinamento, della lingua comune, che ormai è l'inglese, che possiamo anche adottare, visto che con la Brexit la Gran Bretagna è uscita dall'Unione Europea. Ma possiamo arrivare a un esercito unico se ogni paese si specializza nella produzione di certi beni. Se invece ognuno continua a voler produrre tutto, ognuno fa i suoi carri armati, i suoi cannoni, i suoi elicotteri, allora non andremo da nessuna parte. Ma siccome l'esempio precedente c'è già a livello di produzione di aeroplani con l'Airbus, credo che si tratti solo di seguire un'esperienza già fatta in quel campo anche nel campo degli armamenti in termini di produzione. Quindi l'integrazione e il raggiungimento di un esercito europeo non è distantissimo. Sono perfettamente d'accordo che è un obiettivo che dovrebbe essere messo al primo piano. Ricordo tra l'altro che è un'iniziativa già partita subito dopo la Seconda Guerra Mondiale e che fu osteggiata da De Gaulle, quindi non ci siamo arrivati perché mancò il voto favorevole della Francia. Ma oggi la Francia è disponibile, è favorevole, anzi è lei che lo propone, l'esercito europeo, quindi facciamolo. Allora, vi devo chiudere anche perché sta arrivando Gentiloni e dobbiamo anche liberare la sala, abbiamo anche dei problemi di sicurezza. Saluto i miei ospiti, Riccardo Illi, Silvia Moretto e Federico Visentin, grazie infinite di essere stato con noi. Adesso le do un secondo così fa il saluto. Per portarvi i saluti del nostro sindaco, dell'amministrazione comunale e dirvi veramente grazie per l'eccellenza di questi interventi. Siamo veramente onorati, io li ho seguiti non avendo il dono dell'ubiquità quasi tutti. Complimenti per il sito dove siamo e per l'eccellenza dei vostri interventi. Grazie davvero. Grazie. Sono stato veloce? Velocissimo.